Amici di Sportisili, buon pomeriggio e un saluto dal vostro caro Marco Genduso, qui pronto per commentarvi la 19ª giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Don Carlo Misilmeri e Marsala per il girone A. Adesso attendiamo l'arrivo delle due formazioni, ancora bisogna attendere qualche minuto, credo che l'attesa valga veramente tanto la pena perché partiamo subito dalla classifica, lo sapete, quando noi iniziamo le nostre telecronache partiamo sempre e solo da lì, perché la classifica può dire tanto, però attenzione, non bisogna mai fare l'errore forse di cadere nella oggettività di quello che dice la classifica, perché la classifica può dire tante cose, però poi è il campo che chiaramente parlerà. In questo momento con le note della voce di Annalisa, meravigliosa come sempre, noi presentiamo la classifica con Don Carlo Misilmeri al momento al quarto posto con 29 punti, di cui ben 19 fatti qui, proprio in questo campo, e di conseguenza possiamo dirlo, è una formazione da dentro casa. Dall'altra parte invece il Marsala ha 2 posizioni in meno, si trova difatti al sesto posto con 28 punti, sì, avete capito bene, soltanto un punto di differenza e anche una posizione che viene occupata in mezzo dal San Giorgio Piana, che dunque si trova appunto tra Misilmeri e Marsala, quindi insomma non parliamo di chiaramente territori, ma parliamo chiaramente di classifica. È anche importante specificare come il Marsala abbia totalizzato 10 punti lontano da casa, non male comunque per una formazione che al momento riveste, ricordiamo, il sesto posto, ne ha fatti chiaramente di più dentro casa, ma ci sta, è un campo difficile, un campo che solitamente dentro casa si cerca di fare il proprio gioco ed è quello che appunto vuole fare il Marsala, che però arriva oggi qui al campo delle Misilmeri per poter puntare anche ad una vittoria, dato che in settimana ha già giocato nelle match di recupero contro il Casteldaccia, vincendo con i studi 0-1 con il gol di Armando Agolli, numero 7, quest'oggi classe 1997 con 2 gol all'attiva. Insomma, queste è un po' le informazioni della settimana in casa Marsala. Invece settimana scorsa ha perso dentro casa per qualche assenza di troppo contro la Parmonval con il risultato di 0-3. Insomma, credo che in settimana poi questa vittoria abbia anche dato maggiore forza quelli che sono gli uomini di Bruculeri, che cercheranno di ribadire con voce e con forza, petto in fuori, come diciamo spesso nelle nostre telecronache, quella che è il gioco in questa partita. Però il Misilmeri, diciamo, dentro casa è una formazione molto molto forte, però bisogna dire che non sta attraversando un momento facile, perché nelle ultime 4 partite sono arrivate 3 sconfitte. Insomma, non è andata molto bene, bisogna anche però specificare contro chi la formazione di mister Tommaso Napoli ha giocato, perché escludendo la vittoria contro il Marineo 5-1, con tra l'altro il primo gol di Gueye, sono state poi 3 sconfitte contro Folgare Castelvetrano, Sciacca e Gela, insomma squadre che sono impegnate in maniera attiva all'interno di questo campionato. Perché? Perché la Folgore, quando è stata affrontata da Misilmeri, si trattava di una sfida ancora a fine dicembre in cui stava lottando per qualche punticino in più per la salvezza, adesso invece è un po' più serena, e poi invece Sciacca e Gela sono lì sopra. Il Gela sappiamo tutti la grande stagione che sta facendo, ma anche lo Sciacca bisogna specificare. Nel frattempo noi vi mostriamo l'ingresso anche delle 2 formazioni con qualche minutino di ritardo, dicevamo. Nel frattempo la panchina si sta popolando, già quella del Marsala è seduta bella tranquilla all'ombra, questo è chiaramente un tema della partita, non perché vogliamo parlare del clima, ma perché semplicemente con questo caldo chissà che magari non ci sia anche un po' di difficoltà nei giocatori, che forse non sono neanche più abituati a questo clima, visto che le ultime settimane ha fatto tanta pioggia, tanto freddo, tanto vento. Oggi invece sembra un clima piuttosto mite, quasi potremmo dirlo primaverile, forse potremmo anche dire estivo, però insomma sicuramente non ci sono temperature basse. Questa è una grande notizia ed è anche un sentore per vedere un gioco bello, un gioco fatto con fraseggi che mister Napoli chiaramente recita sempre prima di ogni partita. Nel frattempo vediamo anche la terna arbitrale, perché vediamo il signore Fabrizio Narcisi, la signore delle sezioni di Agrigento, così come Giuseppe Mangiapane, e poi della sezione di Palermo assistente 2 è Marta Di Franco. Dunque questa la terna arbitrale per questo importante match, dicevamo quarta in classifica contro sesta. Insomma, diciamo che alla vigilia si poteva pensare a una partita molto molto divertente, e credo che oggi questo non ne sia da meno. Nel frattempo si entra anche con il classico inno, la canzone che accompagna ogni ingresso del Don Carlo Misilmeri, con Capitano e Cerniglia, stagione da incorniciare, 8 gol. È vero, tanti sul calcio di rigore, però come diciamo sempre
i rigori vanno segnati, insomma non basta semplicemente dire ok, è facile fare tanti gol perché vado al dischetto, no, i rigori si sbagliano pure. Giardini invece è molto molto bravo anche in questa specialità, chiamiamola così. Nel frattempo a seguire tutti quanti vediamo Zummo, portiere classe 1193, inizio di stagione un po' faticato con il giovane Di Salvo che vestiva la maglia da titolare, ora invece va da diverse partite. Zummo che ha preso il posto nel match contro l'Athletic Club Palermo, una gara molto molto bella, terminata con stato di 1-1, l'abbiamo commentata qui, ma dall'altra prospettiva, in realtà eravamo dall'altra parte del campo per trasmettere una partita che ha visto anche il gol dell'Enfant Prodige, in quel caso Aiello, con una grande conclusione da fuori, nonostante il suo ruolo sia quello di zona centrale, quindi fosse molto bravo in zona gol, come mister Napoli aveva anche ribadito durante le interviste, però con dei colpi di testa, insomma non si aspettava un po' quel tiro. Però insomma è stata sicuramente una gran bella scoperta del giovane che oggi però parte dalla panchina, perché in difesa gioca Basile, gioca anche Capozzucchi e chiaramente Alberto Costantino, che è un po' il leader di questa formazione, che sappiamo quando è in campo dà anche quel pizzico in più, sia in termini di esperienza, in termini di qualità chiaramente, oltre che fisiche, tecnico-tattiche, insomma è un giocatore molto molto importante. Nel frattempo Zummo con un bambino in mano, pensiamo sia il figlio, non insomma dovrebbe essere il figlio, dovrebbe essere una bella immagine sicuramente questa. Nel frattempo comincia anche a cantare il pubblico di casa, che come sempre insomma non abbandona mai i propri calciatori. Noi intanto vi mostriamo quello che è lo scoreboard con il risultato chiaramente di 0-0. Poi vi ricordiamo sempre invece che il cronometro inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato, dovrebbe essere del Marsala se non abbiamo visto male, con il tandem di attacco che è formato da Agostino De Luca, insomma un attaccante che di gol in categoria ne ha fatti eppure tanti. Una delle carriere più prolifiche in questo campionato, sicuramente la sua. Lui che è passato anche dal Canicattì, insomma, negli anni passati, ma insomma andremo anche a parlare un po' di storia dell'eccellenza, ma insomma non sono mai temi noiosi, anzi sempre molto interessanti. Invece il primo pallone è del Misil Meri, con Cernia che si è avvicinato e dunque non toccherà al tandem del Marsala, e inizia dunque la partita con Romano che torna subito dietro da Basile, che prova a lanciare dalle parti di Gueye, direttamente dalle parti di Furnari, che senza troppi problemi insomma scarica sui compagni. E si riparte dunque dal basso con il Marsala, con l'anticipo su Mangiaracina, poi pallone intercettato ancora una volta a duellare Cernia, qui quasi come un cane a ringhiare, potremmo dire. Giocatore che abbiamo detto ha fatto già 8 gol, ma comunque non disdegna nemmeno il lavoro difensivo. Nel frattempo Manfred qui è un po' in balia della difesa ospite. Romano cerca di fronteggiare come può, poi palla a centrocampo toccata dal signor Narcisi, che chiaramente non ha potuto fare nulla, non si poteva smaterializzare in questo caso. Tanti palloni toccati però per il calcio 2004 Marco Pedalino, che è un giocatore piuttosto interessante di questa formazione. Numero 8, palla in verticale, prova a girarsi, adesso viene servito Angileri, si va al centro, Pedalino cerca la conclusione, viene murato in questo caso da Cerniglia e poi sarà rimessa con le mani. Vediamo infatti Mazzeo, anzi chiedo scusa, era Petrucci a battere, deviazione. Palla in rimessa, poi Basile fa un cenno con il corpo a dire ok, fai scorrere questa palla, e difatti si ritorna alle parti di Zummo, che in maniera molto saggia decide di scaricare su Costantino. Capozzucchi accorcia a Romano qualche metro, poi si va in avanti per Manfred, fa scorrere Gueye, poi la velocità, non sei più veloce Gueye, salta il portiere, Gueye può calciare, Gueye e la sblocca subito dopo 2 minuti. Gueye con il secondo gol, classe 97, ha fatto tutto benissimo, anche complice la difesa marsalese in questo caso, con uno svarione difensivo, con
giocatore che è scivolato, che non se l'è fatto di 2 volte, ha saltato Forneri e poi ha spedito il pallone in porta, esulta con tanta felicità anche con un bambino qui. Bellissimo il gesto di Gaye, arrivato nel mercato invernale, un grandissimo acquisto anche per sopperire le assenze di 2 giocatori come Tripoli e Ricciolli, che stanno comunque facendo molto molto bene. E qui l'esultanza, ed è 1-0 per il Don Carlo Misilmeri con il gol di Gaye. Insomma, un gol preso un po' a freddo per il Marsala, che effettivamente, bisogna dire anche la verità, era partito bene perché si stava facendo vedere lì in avanti. Adesso invece questo gol è un po' sfortunato, perché chiaramente può anche andare a cambiare le sorti della partita. Dopo 2 minuti, questa già subito è una domanda che faremo a mister Napoli, chiederemo quanto è stato importante un gol dopo veramente pochissimo. Petrucci torna dietro, giro palla difensivo da parte delle Marsala con una pressione timida in questo caso da parte di Cerniglia. Adesso si va dall'altra parte, una giocata qui di Mangiaracina, che è sempre tanto tecnico, cerca De Luca, anticipato l'attaccante ex Canicatti, e poi Manfred fa un grande lavoro che glielo può aiutare. Poi Petrucci decide di tornare dietro da Forneri, che sicuramente non è una brutta scelta perché abbiamo visto lì pronto di intervenire, c'era anche Giardina molto vicino, ma non è stato servito in questo caso. Palla in verticale con il petto Basile, scende tanto Pellegrino qui, infatti Manfred si appoggia proprio da Basile. Adesso Pellegrino, passaggio un po' rischioso perché palla che rimbalzava Zumbo qui con un dribbling addirittura. In avanti, può puntare la porta, il dribbling, vuole il destro, allarga invece il gioco da Longo che accarezza e calcia, palla fuori, grande occasione ancora. E dunque si riparte con rimessa dal fondo. Gioco momentaneamente fermo con Furnari che andrà a battere. Purtroppo il sole non ci sta aiutando questo pomeriggio, c'è veramente tanto tanto sole. Sicuramente poi nell'istante in cui scomparirà un pochettino saremo anche un po' agevolati per la nostra diretta, infatti ci scusiamo in questo caso, però possiamo purtroppo fare molto poco, il sole è veramente fastidiosissimo in questo caso. Giardina, palla schizzata con Agostino De Luca che la tocca, poi Mangiacina chiede un fallo, Costantino si è pure fermato e Zummo chiama qui Pellegrino, col tacco rischia veramente tanto, qui pedalino per Mangiaracina, testa la tocca, poi conclusione ciccata, ci aveva provato però non è arrivato con i tempi giusti, palla al piede viene allontanata con Mendola col tacco, sempre molto elegante, palla al piede, Romano, adesso Basile, Pellegrino, ancora Basile, pressione di Mangiaracina, viene anche chiamato dai compagni a dire Riccardo non pressare forse così tanto perché fanno questo tipo di gioco, lo fanno apposta, non ti stancare. Probabilmente questo, se non abbiamo sentito male, dovrebbe essere stato Giardina ad averglielo detto. Effettivamente non possiamo dare torto perché può fare il Tergisello, non è una buona scelta. Nel frattempo sulla fascia sinistra Mazzeo ha fatto sfuggire questo pallone per poter battere una rimessa laterale lunga verso De Luca, non lo aiuta il compagno. De Luca, palla in verticale scivolata, ottima da parte di Capozzucchi. Abbiamo sentito anche i compagni dire bravo Capo, così a dire hai fatto bene a fare questa scivolata perché la palla poteva diventare molto pericolosa effettivamente. Mendola, Cerniglia,
allarga il gioco, forse un po' rischiando, perché infatti Capozzucchi non fa un buon controllo. De Luca sempre molto utile con questo tipo di lavoro, quindi ipotizziamo, ma siamo praticamente sicuri. Nel frattempo però commentiamo ancora con la conclusione di Agolla. Palla che va fuori, un diagonale da parte di Agolli. Lui che ha segnato, dicevamo, nell'ultimo match contro il Casteldaccia. Se era anche inserito con i tempi giusti, la sua posizione potrebbe essere molto fastidiosa, perché è vero che parte come esterno destro, però spesso e volentieri vediamo quasi interscambiarsi con Angileri e quindi diventa quasi un esterno aggiunto, perché Angileri quasi fa l'esterno, poi però in realtà l'esterno reale è il 7, quindi un doppio esterno, insomma, che dà tanto fastidio. Infatti vediamo la posizione proprio del compagno che faceva proprio questo. Qui sbaglia a Golli, cercare De Luca. Diciamo quindi con De Luca e Mangiaracina abbiamo un attaccante molto rapido, a, diciamo, giocare come spalla della punta, forte fisicamente. Quella punta è Agostino De Luca, insomma un giocatore che, come diciamo nella nostra intro, ha fatto tanti gol in eccellenza, tante le maglie. Ne citiamo una, diciamo, per tutte, il Canicattini in quella meravigliosa stagione 2018-2019 con la finale persa contro il Biancaville, calcio di rigore, insomma arrivati ad un passo dallo spareggio in Serie D. Nel frattempo corre Romano, palla data sulla destra con Agolli, la controlla Pellegrino, lo insegue ma in questo caso non ne basta, poi placca praticamente un avversario, ma si continua per il signor Narcisi. In avanti, palla in verticale verso De Luca, la tocca, non riesce a servire il compagno, lo fa adesso. Si continua dunque con un calcio d'angolo. Anzi, rimessa laterale, zona comunque offensiva, salta Costantino con De Luca, un duello che vedremo probabilmente tutta la partita. Palla ancora lì, Pedalino prova una conclusione un po' complicata effettivamente. Fa bene però provarci, un giocatore comunque molto giovane ma che sta comunque brillando come tutto il Marsale in realtà, che ha veramente una squadra tanto tanto giovane, nonostante ci sia qualche over chiaramente come Giardina classe 88, però dico quello è inevitabile. Per Pedalino classe 2004 abbiamo visto al momento 2 gol in campionato, insomma un bottino niente male. Basile, anche lui tanto giovane, scelto come centrale di sinistra, sbaglia quel passaggio perché Agolli è molto bravo su Pellegrino, poi non vince il rimpallo con Romano che nasconde il pallone come sempre e torna dietro da Zummo. Insomma Romano è un giocatore che penso che chiaramente chi sta seguendo la partita lo conosca, e dunque diciamo la carta d'identità 2005, ed è veramente incredibile che un giocatore, diciamo, così giovane giochi in questo modo, perché è probabilmente uno dei centrocampisti già ad oggi più forti della categoria, perché qui veramente noi diciamo sempre non possiamo dare dei dati così in questo caso, però credo che oggi si possa dire che Romano sicuramente è tra i centrocampisti più forti del campionato, credo sia un dato di fatto. Ribaldo, tocca il pallone, lo lascia al compagno, qui ancora una volta va a lottare, va giù Pedalino, cercano tanto il numero 8 comunque. Nel tempo inizia anche ad arrivare piuttosto tanto vento, noi ci auguriamo che si plachi un po' il sole, che più che altro la nostra preoccupazione maggiore. Il vento alla fine riusciamo anche a non farci dare fastidio, però insomma, sul sole può veramente poco, più che altro per la visibilità della partita nel lato al momento di attacco della Don Carlo Misilmeri, perché per quanto riguarda l'attacco del Marsala, insomma, il sole non è tanto preoccupante. Tanto Pellegrino lascia lì il pallone, in rimessa c'è infatti Basile. Vediamo De Luca prendere posizione, palla di testa, Pedalino, poi Mangiaracina con Romano, un duello ottimo qui con 2 giovani molto interessanti. Mangiaracina è anche il miglior cannoniere della formazione marsalese, per lui infatti un buon inizio di campionato, un buon girone di andata, 5 gol, poi segue Martorana con 3 gol, però al momento il 17 ha toccato pochi palloni, insomma non benissimo. Tocca a Cerniglia, sarà rimessa laterale con il Misimeri che dice con Costantino soprattutto dire di battere un po' più indietro, ovvero
un po' troppo avanti, è andato secondo lui il suo diretto avversario, infatti anche d'accordo con Narcisi. Martorana si gira molto bene questa volta, gioca bene il pallone a Golli, vediamo se trova un nettaversone, la tocca a Mendola, poi l'anticipo con Longo che era arrivato lì a dar fastidio come poteva, casca giù, vediamo, non c'è nulla, ancora si lotta, buon lavoro di De Luca, apre sulla sinistra, cross dentro, palla che passa e poi allontanata come può da Longo con l'esterno, forse non in maniera pulitissima, infatti fa un buon intervento, un buon break qui il Marsala con il tentativo a cercare a Golli, sempre tanto cercato, l'anticipo però di Pellegrino, poi lotta a Mendola, Gueye, prova ad autolanciarsi un po' come può. Pedalino. Va giù De Luca, fallo di Basile. Qui De Luca probabilmente, anzi volevo fare Angileri, chiedo scusa, non Pedalino chiaramente. E dicevo, De Luca attaccante molto esperto e qui noi ci immaginiamo che insomma con Basile che invece è un difensore tanto giovane, credo che un po' l'esperienza possa avere la meglio su qualche duello ed effettivamente qui De Luca si è fatto dare il pallone e poi subito è andato giù. Insomma anche qui l'esperienza è tanta dell'attaccante classe 1990, tanti gol, dicevamo, raccontavamo le gesta del Canicattì nella stagione 18-19, un gran bel Canicattì in quel caso, sfortunato perché non è andato, ricordiamo, in Serie D per un Super Licata che invece l'anno dopo approdò proprio nel campionato, nella quarta serie italiana, giocando anche con il Palermo, insomma vincendo anche quella sfida con un gran gol di Convitto e il gol di Daniello, insomma, un po' per citare anche altri campionati. Sapete, noi non vogliamo soltanto raccontare il match, vogliamo anche dare queste piccole informazioni, ma siamo sicuri che chi ci ascolta da casa sicuramente è ben a conoscenza di tutto il mondo meraviglioso d'eccellenza, ma non solo. Nel frattempo palla lunga, Basile la tocca però in rimessa laterale, qui un po' messo in difficoltà dai lanci, ma anche dal sole, perché comunque sta giocando contro il sole, non è facile anche per lui, insomma, non soltanto per noi. Mazzeo torna dietro da Giardina, si prende lui l'onere dell'azione, rilancio per cercare De Luca, salta di testa, palla che arriva Martorana, poi la palla rimane lì con la punta quasi da futsal, il tentativo, poi cross ancora dentro e non arriva a spizzare Mangiaracina veramente per una questione di centimetri, perché è stato veramente ottimo invece il cross di Mazzeo sull'out di sinistra e lì tanta sfortuna perché Mangiaracina si era anche inserito molto molto bene vincendo il duello fisico con il diretto avversario, se non abbiamo visto male, con Basile, poi però non ha impattato e dunque Zummo si è salvato quindi tutto il Misilmeri con questo momento risultato di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali sportisili. Il gol è di Gueye che ha approfittato di uno scivolone difensivo del Marsala, saltando anche il portiere, insomma, poi spendo il pallone in porta. Un gol molto semplice nel tiro, chiaramente, ma un po' difficile per quanto riguarda la preparazione, perché insomma ha fatto una gran bella corsa, passato il portiere. Tacco di Giardina, poi testa Petrucci, si ritorna direttamente dal portiere Giardina. Si parte dal basso, anche qui minuto 16 di gioco. Palla in verticale, Cossentino molto attento, salta Manfred, vuole fallo Pedalino, non c'è nulla, adesso Mazzeo, rilancio in avanti per il controllo di Martorana, cross dentro, Mangiaracina ancora una volta sempre molto utile lì davanti. Al momento viene cercato di più Mangiaracina di testa piuttosto che Agostino De Luca, questa è un po' una novità, ci aspettavo invece più cross per De Luca, però De Luca quando è dentro la rigore ne porta almeno 2 su di lui e quindi questo forse è un modo per liberare Mangiaracina che invece deve vincere soltanto un duello. Mendola, un po' spento il 20, attendiamo che si possa accendere un giocatore capace di fare tanti gol nonostante il ruolo sia quello di centrocampista, infatti quest'anno già ne ha fatti 5, siamo soltanto alla 19esima giornata, insomma potenzialmente potrebbe anche andare in doppia cifra.
ma chiaramente glielo auguriamo a lui, però non sappiamo. Petrucci va in avanti, che è in pressione, lui la ributta in avanti, testa De Luca, poi a Golli un po' laterale ed è anche rimessa. Anzi, a Golli dice che non è uscita. Signora Marta Di Franco invece dice la palla era già in out, dunque si tratta di rimessa Misilmeri, non ha voluto sentire ragioni, era molto vicina, praticamente davanti a lei è stato, quindi insomma. Basile, testa doppia, Golli, poi Angileri, gioco però pericoloso, sarà calcio di punizione per il Marsala che dunque potrà farsi vedere in questa occasione, una punizione piuttosto interessante. Vediamo perché sale anche Ribaudo che ha centimetri importanti, però va Giardina a battere, dunque non ne popolerà lui l'area di rigore, però metterà il traversone dentro. Lo fa adesso sul secondo palo, zoom, va in alto più che mai, perfetto qui, e adesso fa anche ripartire Gueye che sempre cerca la profondità. Gueye ancora sulla destra, stesso si è fermato, c'è Longo vicino a lui ma preferisce tornare dietro addirittura da Capozzucchi. Mendola, Pellegrino, Costantino, palla al centro, Longo va incontro, buon lavoro di ritorno, poi Gueye la controlla, si chiede un fuorigioco ma non c'è nulla. Gueye il rilancio a cercare Manfrè, la tiene pure in campo qui il numero 7, si chiede un pallone fuori, questa volta la scelta del signor Narciso è di dare la rimessa dal fondo proprio alle Marsala che dunque ripartirà con questa rimessa dal fondo con il proprio portiere Furnari che andrà probabilmente lungo, vediamo se invece no, va corto e dunque si riparte con Mangiaracina che porta la palla lontano, poi palla in verticale sbagliata perché c'è la copertura delle play, poi Romano, Mendola di prima a cercare Basile, Pellegrino scappa, Basile adesso con il mancino cerca un rilancio lungo, Manfrè fa duello, fa sportellate con il suo diretto avversario con Petrucci, Manfrè col tacco ci prova ma non ci riesce, poi raddoppiato ancora Manfrè però non esce perfettamente con questo rilancio dalle parti di Longo, mette giù col petto, scivola un attimo, poi Cerniglia, poi traversone dentro, la tocca qui a Golli con una grande prestanza fisica e poi cerca di fare anche un break direttamente dall'altra parte. De Luca, poi contestato da Golli, poi l'anticipo forse falloso, no, di Ribaudo, forse in realtà poteva starci. Mendola, qui sbaglia il Misilmeri con il pallone regalato, Mangiaracina prova con un dribbling ma anche con un pizzico di fortuna con il rimpallo, insomma a buttarsi lui in avanti a sfondare tutto. Il primo ci è riuscito, il secondo non è perfetto però. Rilancio, cambio di gioco non è perfetto. Basile, Pellegrino chiama ancora Zummo, nella prima volta viene chiamato il portiere, questa volta non si concede il dribbling e siamo anche d'accordo effettivamente. Poi Mendola liberato, sbaglia il passaggio qui però. Può ripartire il Marsala in questo caso. Si parte a centrocampo con Pedalino che alza la testa, il rilancio molto lungo per Mangiaracina però non ci è arrivato, era una palla effettivamente complicata. Mangiaracina corre sempre, cerca sempre di dare quell'appoggio per magari allungare la squadra, per consentire anche a De Luca di stare e stazionare soprattutto al centro dell'area di rigore, però non è andata forse al meglio in questo caso. Il lancio di Pedalino non era molto preciso, seppur l'idea fosse chiaramente corretta. Basile, Pellegrino, esce in pressione Angileri e dicevamo la sua posizione è veramente un po' un problema per i Misilmeri perché
A Golli in questo momento lo vediamo quasi come terzino, ma non è terzino, è un esterno, tutta fascia. Girelli invece fa la mezzala, però spesso e volentieri si allarga tanto sul lato di destra, soprattutto nelle prime marcature, nella pressione, con Agolli che poi fa quasi il secondo esterno con delle buone sovrapposizioni. Agolli. Lancio lunghissimo, la tiene anche in campo Martrona come può, poi Ribaudo, lotta al centrocampo ma sbaglia nel duello con Longo, poi si autolancia qui con una buona giocata a Cerniglia, il capitano esce bene, vediamo se calcia, cerca invece una sovrapposizione del compagno, arriva adesso Gueye, crossa dentro, palla che non passa, Giardina mette una pezza come può e poi con tranquillità, nessuna pressione da parte del Misilmeri, libera sulla verticale per Mangiaracino. Palla lunga, anticipo netto di Cosentino, qui si complica tanto la vita, poi si scontra anche con Capozzucchi, palla che rimane sempre lì, ancora Cosentino, contrasto in piedi duro ma ben fatto, Longo, poi il dribbling ma sbaglia, ancora una volta si lotta tanto, poi calcio di punizione, gioco fermato al momento del minuto 23, insomma una gara molto divertente comunque dobbiamo dire. Calcio di punizione tutta rapidamente, cross di Ribaudo per De Luca, Cosentino di testa in anticipo, poi Gueye mette giù il pallone sempre con grande qualità, torna dietro però da Longo, adesso verso Zummo messo tanto in difficoltà, insomma si cerca tanto questo retropassaggio verso il portiere, non sempre però è positivo. Romano da play apre bene su Pellegrino che può partire lui che non si è visto però molto in questi primi 25 di gioco, poi viene fermato forse in maniera irregolare, forse no, si continua. Angileri per Ribaudo, anche lui poco cercato, poi De Luca con Basile, si cerca tanto questo tipo di duello tra l'esperto attaccante e il giovincello potremmo dire. Al momento Basile però si sta comportando benissimo, insomma marcare De Luca non è facile. Diciamo che De Luca è un attaccante che conosce un po' tutti i trucchetti del mestiere. Poi qui si fa sentire. E poi calcio di punizione. Poi tutto ok con Capozzucchi, i due si stavano quasi per scontrare in un contrasto. Fortunatamente tutto per il meglio. Pellegrino. Basile centrocampo, Cerniglia cambia verso Longo, anticipato, buon lavoro da parte di Mazzeo, nel frattempo Zummo sta veramente urlando tantissimo ai compagni, non è contento dell'atteggiamento forse, nonostante il risultato sia comunque di 1-0, Gueye, Capozzucchi, Cerniglia, cerca un traversone, fermato, poi Cerniglia 2 volte, 3 volte, palla che rimane sempre lì, Cerniglia ancora, palla che passa, poi può calciare Mendola, sul fondo si era girato anche bene dobbiamo dire Luigi Mendola, forse non in maniera precisissima, perché anzi leviamo il forse, non in maniera precisa, perché comunque è finito di molto fuori, l'ha un po' ciabattata in realtà con questa conclusione di interno collo, non perfetta però. Giardino libera Petrucci, va in pressione timida Manfred, palla lunga verso De Luca, ancora una volta Basile, buonissimo il lavoro del numero 23, sarà rimessa con le mani, vediamo infatti vicino a noi Petrucci, palla verso Angileri, qui però la sbaglia, con lì va un po' ad aiutare Mendola, poi Manfred lotta con Angileri, va giù un giocatore, ovvero Pedalino, ma si continua, è tutto regolare, contropiede, Longo punta la difesa, Longo ancora, e sul destro può calciare verso la porta, calcia male, direttamente dalle braccia del portiere e dunque palla subito su Giardina che come sempre si fa dare questo pallone e dice ok, imposto io. Al tempo si fanno sentire anche i tifosi di casa dicendo vogliamo un altro gol, insomma. Credo che anche i giocatori in campo lo vogliano, però Marsala è ben messa in campo, qui buonissimo il lavoro con Agolli che si libera, palla in verticale verso De Luca, e De Luca però non lo devi servire in questo modo, De Luca va servito forse negli ultimi 16 metri, lì diventa letale. Invece in questo modo un po'
vanifichi quello che è però il suo gioco migliore, ovvero la stazza fisica, il colpo di testa, ma anche e soprattutto il fare salire la squadra. Sarà quindi rimessa laterale per il Marsala. De Luca, palla di ritorno, non la può agganciare qui Petrucci, infatti rimessa regalata di conseguenza al Don Carlo Misilmeri quando sono passati ormai quasi 28 di gioco, 1-0 il risultato. C'è del gol di Gaia nei primi 3 minuti della partita, insomma, partito con il botto, il Misilmeri che dicevamo nell'ultimo periodo non sta attraversando un momento favorevole con attualmente nelle ultime 4 partite 3 sconfitte e una vittoria solo col Marineo in casa, poi in questo campo poi Gela, Castelvetrano, la Folgore, chiaramente sciacca le sconfitte. Se invece c'è bisogno forse di tornare alla vittoria, quest'oggi potrebbe essere ottimale farlo. Palla che passa, De Luca si gira molto bene, De Luca apre per Agolli, ancora in mezzo, di testa Cosentino allontana. Forse De Luca poteva anche calciare in realtà, perché seppur non messo benissimo, tutto con diversi giocatori davanti, poteva però avere anche modo di calciare, invece ha preferito appoggiarsi su Agolli, sicuramente una scelta giustissima, però se dovessimo pensare anche in maniera un po' più egoistica, un giocatore come De Luca da lì può anche calciare. Zummo, Basile, poi Mendola prende una brutta pallonata in questo caso, forse sul petto, infatti sta staccando un po' il petto Angileri, però tutto ok, fortunatamente non ci sono problemi. Basile, testa a Golli, sempre molto fisico, anche su Manfred, poi palla lunga verso Gaia, Giardina chiude, Mendola di testa, poi forse sbraccia un po' a Golli, Pellegrino, sarà rimessa con Petrucci che non può rischiare di andare dietro perché c'è Manfred e di conseguenza decide di andare avanti e cercare la fisicità di De Luca. Palla che passa a Golli, poi intervento di Romano, sembrava quasi con la mano, ma non si è lamentato nessuno, quindi forse tolgo la nostra impressione. Angileri cambia gioco. Mazzeo sale poco su quel lato per l'anticipo netto di Longo, che però deve concedere una rimessa laterale, credo anche che vada bene, perché sarà aveva anche aperto il campo piuttosto bene. Ribaudo, poco cercato dai compagni, come diciamo anche in precedenza. Adesso Petrucci, licenza di attaccare a Golli, ne ha sicuramente di più lui. Infatti crossa dentro verso De Luca, testa la tocca, sale più in alto di tutti, ma non basta con Longo che attendeva la rimessa ma perde il pallone. Poi palla che passa, la tocca Capozzucchi e Longo questa volta va lungo, almeno ci prova con Pedalino che fa un buon lavoro. Poi ancora una volta De Luca la tocca con l'esterno, Capozzucchi allontana di testa, palla però che rimane sempre lì. C'è anche però un giocatore a terra, il dribbling ottimo qui da parte di Capitane Cerniglia, che allarga il gioco molto bene. Pellegrino attraversa sul secondo palo, Forneri esce bene, poi conclusione di Romano, ancora Forneri. Poco fa è stata la giocata di Manfred, scusa, non di Cerniglia. Poi gioca ancora fermo perché c'è un giocatore a terra. Forse De Luca, ma non siamo sicurissimi da qui. Anche un piccolo momento per dissetarsi i giocatori in campo. C'è veramente tanto caldo, una giornata diciamo primaverile ma quasi estiva, veramente. C'è tanto caldo. Tempo Zummo sta parlando anche con Cosentino. Ed è De Luca, sì, che era rimasto a terra. Ancora gioco fermo però.
possibile che poi sentiamo sicuramente la voce di Tommaso Napoli qui, insomma un po' inconfondibile. Ovviamente dicendo ai suoi ragazzi qualcosa che non sta funzionando, nonostante il risultato sia comunque positivo, perché ricordiamo è di 1-0 con le di Gueye Angileri. Petrucci. Palla lunga, prova a lottare Mangiaracina, poi lascia lì ad Angileri con il sinistro, grande idea qui, poi Zoom esce con le mani, era una buona idea questa verso Martorana che si era pure inserito con i tempi giusti, ma bravissimo Zoom a capire poi che gli è proprio un aggancio a seguire molto veloce, va giù e vediamo, anzi no, fuori gioco, è fuori gioco qui, ha un po' rischiato il difensore, Gueye aveva preso il tempo però era anche in posizione irregolare, dunque tutto da rifare. Minuto 33 che insomma non sta toccando tanti palloni quest'oggi, ma quando li tocca insomma è sempre un pericolo costante per la difesa marsalese, che non ha ancora preso un po' le misure del possente attaccante classe 97 Abdul Gueye. Ci vede adesso Gueye, aggancia bene, nasconde il pallone e qui si fa fare il fallo, no, perché Agolli va sul pallone, poi bravo Agolli a non commettere questa leggerezza difensiva, poi buon lavoro da parte di Angileri che aggancia, poi crossa dentro Basile, la tocca e Zoom va anche lui a salvare i suoi con Basile che con questo tentativo quasi stava per eludere proprio il portierone Zoom, che però fa un cenno alla panchina a dire ok, tutto ok, va bene così. Insomma, qualche pericolo c'è stato anche da parte del Marsala. Qui sentiamo invece Gueye chiamare a gran voce Basile, forse per avere qualche pallone in più con Gueye che ora lo vediamo un po' più centrale, ma poco fa si era allargato anche tanto. Non lo insegue qui in questo caso, infatti si parte da dietro con Petrucci, accorcia Angileri, vediamo se riceve il pallone lui, invece no, si va in avanti verso De Luca, forse poteva anche giocarsela meglio. Gueye indietro per Cerniglia, non si è visto tanto il capitano, palla che non passa, bravo qui Angileri a fare muro e poi Ribaudo e ancora Angileri in avanti, il break cambia sempre il gioco verso Martorana, anche lui si è visto poco, sceglie il destro, si ferma, Angileri calcia da fuori, palla ancora una volta non dalle parti di Zoom. Marsala ha attaccato tante volte, l'occasione più importante probabilmente, anzi leviamo probabilmente, è quella capitata sul piede di Agolli che in diagonale ha provato a beffare il proprio diretto avversario senza però riuscire ad avere la meglio. Andrà Zoom chiaramente a battere e ci aspettiamo una rimessa lunga perché vediamo tutti i difensori andare avanti. Pellegrino dopo la seconda palla vinta proprio dalle Misilmeri, che era quello che chiedeva mister Napoli. Basile, adesso Pellegrino viene liberato sull'auto di sinistra, ma se crossa poi Agolli come sempre fa valere il fisico e ne ha veramente tanto. Scontro con Pellegrino, si tocca il volto, forse una botta al viso, infatti si tocca lì. Agolli è già dentro la di rigore, Giardina invece da giocatore molto esperto a fare rialzare Pellegrino. Una gran bella stagione Pellegrino, un po' sfortunato dal punto di vista degli infortuni perché per lungo tempo è stato assente, è stata anche un'assenza molto problematica in casa Misilmeri perché il suo lavoro sulla sinistra non è facile che insomma venga fatto da altri, perché dà intensità, dà fase difensiva, si fa vedere anche in avanti, ha fatto qualche gol, insomma è un giocatore completo, tanto fisico, tanta corsa, è utile. Cross di Longo, palla che rimane lì, poi questo ci arriva Romano, esce invece in anticipo il Marsala con Ribaudo che però
forse perde diversi tempi di gioco, poteva fare un contropiede ma ha preferito fare salire la squadra, poi che gli lotta con il suo dietro con Mazzeo, poi va giù, vediamo, si continua, non c'è nulla, Longo con il destro non passa il pallone, poi la tiene ancora in campo Mazzeo, ma questa volta il titolare dice no, la palla è finita fuori. Anzi, si trattava di Petrucci, non di Mazzeo, che era in quella fascia per quel momento, ha provato a mettersi sul lato di sinistra, a vedere forse come si gioca sulla sinistra, lui è abituato a giocare a destra, ha fatto anche un buon contrasto. Longo prova a passare il pallone ma non ne riesce, non passa nemmeno lui, difatti De Luca, fermato Romano in anticipo, sempre pulitissimo, Cosentino, Basile e adesso Pellegrino. Rischia tanto, poi come sempre torna da Zoom, ormai questo credo il terzo passaggio di Pellegrino direttamente sul portiere, con Zoom che trova Longo di testa, poi che gli lotta e forse questa è una soluzione per uscire dalla pressione, poi buon lavoro da parte della difesa del Marsala con Giardina. 1-2 di ritorno, si ferma il 23 che dice voleva forse un appoggio migliore, voleva un appoggio più veloce probabilmente, non è stato però aiutato molto. Mangiaracina con il destro direttamente dalle parti di Zummo, si muove tanto, fa un buon gioco, però forse manca un po' di concretezza questo Marsala che fatica un po' in zona di attacco e non è una novità perché difatti guardando le statistiche, noi diciamo sempre le statistiche danno sicuramente tante informazioni, possono essere dei temi, però non si discostano molto dalla realtà e difatti il Marsala sta evidenziando ancora una volta questo problema, ovvero il problema in zona gol, soltanto 16 in questo campionato, sono veramente troppo pochi, cross dentro, tende sul portiere, adesso si riparte con Angileri, dicevamo, sono veramente troppo pochi per una squadra che però è al sesto posto in classifica e difatti anche il quarto peggior attacco, insomma non benissimo da questo punto di vista per una squadra che dovrebbe fare tanto di più, anche per è considerato sempre il potenziale di questa formazione. Angileri guarda la porta, il tiro non era nemmeno male, Mendola si è messo davanti, poi Basile non concede neppure il calcio d'angolo per un po' lo stupore generale, sembra una palla destinata fuori, lo è adesso. Mangiaracina ha fatto 5 di questi 16 gol, per gli amanti delle statistiche poco più di un quarto, però non basta insomma per far stare tranquilli. 3 invece sono stati fatti da Martorana, dunque se si va a pensare sempre con le statistiche, sempre con le percentuali e con le frazioni, anche per gli amanti della matematica, sono di fatti la metà dei gol arrivati da questi due calciatori, insomma un po' anche troppo dipendenti forse da loro, però Basile allontana come può a cercare Gheie, c'è Giardina in anticipo e poi palla direttamente a Furnari che senza problemi fa ripartire i suoi. Pedalini, Cosentino di testa, Longo ha fatto un tocco con il braccio, infatti si chiama gran voce da parte della panchina marsalese e di fatto arriva il calcio di punizione. È un cambio però per il Marsala, perché è uscito Martorana, è entrato invece Simone Erbini, non sappiamo il motivo, forse non stava molto bene Martorana perché effettivamente è un giocatore molto utile che sta facendo una grande stagione, dicevamo 3 gol, il secondo infatti miglior giocatore da questo punto di vista in zona gol chiaramente del Marsala. Oggi non sembrava molto in forma, non sembrava puntare tanto, non sembrava cercare una delle sue giocate e ora forse un po' la risposta l'abbiamo avuta perché è uscito, quindi forse qualcosa che non va per il giovane esterno, lui che ripetiamo 3 gol in campionato, il secondo miglior realizzatore della formazione ospite, insomma uscire al 40esimo non è una scelta facile, però evidentemente necessaria per il tecnico. Nel frattempo sarà quindi rimessa dal fondo con Zummo che dice di salire, fa alzare il baricentro, poi che dice di andare dalle parti di Manfred. Vediamo se Zummo lo ascolterà.
E pensiamo proprio di sì, con Zummo che va lunghissimo, cercare Longo, palla in verticale per Gueye, la aggancia, però ancora una volta pizzicato in posizione di fuorigioco, ma questo tipo di soluzione di uscita dalla pressione funziona tanto. È vero, non era una pressione attiva perché non era rimessa dal fondo, però comunque si supera la difesa del Marsala, che però difende bene, perché col fuorigioco al momento che è stato sempre messo in difficoltà, tranne appunto nell'azione del gol, dove complicità da parte dei difensori, insomma, lo ha un po' aiutato. Poi a Golli con l'esterno, palla magica, e poi Zummo esce con i piedi, però era ancora fuori gioco sia da una parte che dall'altra. Però che palla di Agolli qui, con l'esterno quasi senza vedere, ha messo una palla a tagliare le spalle della difesa con l'inserimento di Mangiaracina, che per poco non è arrivato a concludere. Zummo lo ha anticipato, però prima di tutti è arrivato ad anticipare l'intervento dell'assistente di gara Marta Di Franco, che ha alzato la bandierina e ha detto ok, questa volta è fuori gioco. Palla lunga di petto Cerniglia, la mette giù molto bene, palla in verticale per cercare Gueye, che lotta sulla linea di fondo con il neantato Erbini, allontana un po' come può, poi va giù, ma non c'è nulla. Infatti è rimessa laterale, qui cercava Manfredi di prendersi una punizione, ma era veramente complicato da lì. Ci ha provato Petrucci a cercare la giocata di Angileri, buona l'idea, poi andrà doppio di Mendola, cross dentro a cercare Mangiaracina, anzi Ribaudo che si era fatto vedere in avanti, poi va giù Gueye, chiedeva nel cartellino. Se arriva il cartellino giallo, no, sembrava un intervento fallo tattico, quindi insomma il giallo poteva anche starci in realtà, però la scelta del signor Narcisi è quella di non dare tanti cartellini, non fischiare nemmeno tanto in realtà. Infatti una partita comunque piuttosto tranquilla, bisogna pure dire. Basile, Mendola in avanti a cercare Manfred, palla che passa, vediamo se calcia. Manfred piuttosto defilato, trova Giardina, ma trova soprattutto il calcio d'angolo, poi 2 minuti di recupero. Si giocherà dunque fino al 47esimo di gioco. C'è ancora tempo per trovare una nuova occasione da gol. Vediamo, perché dentro l'area adesso salgono Costantino, sale anche Mendola, rimangono giù invece Cerniglia e Basile, con Zummo chiaramente che è il portiere. Andrà Romano con il mancino, dunque è un cross ad uscire, come viene anche suggerito dal portiere avversario. Infatti va Romano, palla che rimane lì, poi nessuno calcia, palla che viene allontanata direttamente dalle parti di Basile. Zummo, col petto, poi Mendola, va ad allargare il gioco ma non riesce. A Golli, De Luca con l'addome, forse col petto, non si è capito insomma come abbia appoggiato questo pallone, ma l'ha fatto in maniera ottimale. Poi l'anticipo e Zummo spazza come può. Si lotta tanto di fisico, quindi è entrato Erbini che si fa valere. Mancano 60 secondi alla fine del primo di gioco, 1-0 il risultato. Adesso c'è spazio ancora per un'altra occasione. A Golli, buona giocata, poi cerca un tiro, si scontra con Gueye, è molto dolorante Gueye, se butta il pallone fuori Mendola, cerca invece un dribbling. Mendola è molto veloce, fa tutto solo, si ferma, poi forse la palla termina fuori, non è per Narcisi, e poi viene gettata fuori in questo momento da Pellegrino. E Zummo dice qualcosa, dice era un po' fastidio, diciamo, voleva che forse si fischiasse prima, che è abbastanza claudicante, però si è rialzato, sta bene. Sicuramente il quarto d'ora di pausa all'intervallo sarà ottimale per permettergli di recuperare. Poi Mendola lascia il pallone, però vediamo se Angelini restituirà. Infatti è così, rimessa con De Luca verso Zummo, vediamo se c'è ancora spazio per
continuare a giocare? Sembra di sì e invece no, perché Muto 47 è precisissimo, il direttore di gara manda le squadre all'intervallo sotto con la voce che ci accompagna dei The Colors. Noi nel frattempo vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, vi ricordiamo di stare sempre qui sui canali sportistici per il secondo tempo della sfida. A dopo! Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita per chi l'ha vista abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create, secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata e siamo a +3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono entrato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta agli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misilmeri. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera, la squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove le due battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto non sono i risultati degli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che il Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusioni di colpi, puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette, perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto, non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo, perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana, e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone
che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti, e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile, e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto.
Amici di Sportisidi, siamo tornati per il secondo tempo di questa sfida tra Don Carlo Misilmeri e Marsala. 1-0 risultato per chi si fosse sintetizzati in questo istante. Secondo tempo che sta per iniziare, secondi 45 minuti. Nel frattempo, sulle note anzi di Mango, voce inconfondibile, meravigliosa, insomma, dal punto di vista anche della musica, delle pre-partita, ma anche durante l'intervallo, insomma, non ci siamo avuti lamentare, tanta bella musica. Anche passando per i classici italiani, Mango, anche Raffaella Carrabia, ho sentito, insomma. La musica è ottima, sicuramente in campo qui a Misilmeri, la musica è bella anche però in campo giocato, perché 1-0 risultato, ma gara molto divertente. Purtroppo Sole continua un po' a dare fastidio e può limitare quelle che sono le nostre immagini. Cercheremo chiaramente di fare il massimo e vi chiediamo scusa chiaramente per non magari riuscire sempre a essere più chiari possibile. Nel frattempo inizia il secondo tempo dunque della sfida, con il Marsala che tocca il primo pallone, viene subito gettato in avanti, cercare il colpo di De Luca, ricevuto da Basile. Erbini, entrato ricordiamo nel corso del primo tempo, ha avuto 42, fa una buona giocata Erbini, sempre molto attivo. Poi Cerni allontana dalla fuori, no, anzi sì, invece con Giardina che infatti va a prendere per batterla. Viene fatto adesso, dicevamo, Erbini intanto al primo tempo per Martorana, giocatore ex Nissa, ricordiamo. Martorana un campionato ottimo, 3 gol, lui che è il secondo miglior marcatore, intanto Ghegliari conquista il pallone dopo un brutto passaggio in orizzontale. Ghegliari con il mancino, quasi un tiro di punta. Sì, per citare il futsal, noi sapete molto bene che Sportisidi tratta tanto futsal. Ieri una bella vittoria da parte delle 3M Calcio a 5, ad esempio in trasferta con l'Isola ad Isola 4-5, vittoria anche per il Palermo Futsal Club, squadra del campo di 6C2, momento prima in classifica, a più 4 sulla seconda. Vittoria contro il Club Olimpia, una sfida molto divertente, tanti gol ma anche tante espulsioni. A seguire tutto il palinsesto chiaramente di Sportisidi, che come sempre fa tante partite tra calcio a 5 e calcio a 11. Questo pomeriggio vi offriamo Don Carlo Misilmeri contro Marsala di testa, poi forse un tocco con il braccio e qui tanti dubbi perché sembrava abbastanza netto, poi in ripartenza Mendola si becca anche un giallo per una trattenuta su Mazzeo. E qui bisogna riguardare le immagini, fortunatamente non siamo dall'altra parte del campo e quindi le immagini sembrano abbastanza limpide, sembrava un tocco con il braccio, però come diciamo sempre giudicate voi, che potete anche mettere fortunatamente tasto indietro. Noi purtroppo non possiamo, ancora non è stata inventata questa, diciamo, soluzione molto utile ma anche molto complicata chiaramente per tornare indietro, però sembrava potesse esserci in realtà. Longo, Manfred, palla a liberare, Ghegliè scivolata qui puntualissimo Petrucci, che in precedenza ha fatto ammonire proprio Mendola, sfuggendo in velocità in verticale con questo break ottimo che ha portato infatti il centrocampista ex Palermo Primavera e anche Palermo chiaramente prima squadra, cioè a parte dei rosanero che hanno vinto il campionato di Serie D nell'anno del Covid. Sarà quindi calcio di punizione per il Marsala tra le proteste però del Misilmeri. Giardina avanza il classe 88 con tanta personalità, petto in fuori, liberare Petrucci, poi Pellegrino lotta, l'incursione solitaria, crossa dentro e poi Zummo blocca, quasi diventato un tiro, poi calcio d'angolo perché Zummo nel modo di andare giù si è portato il pallone fuori e un po' di dubbi qui forse, però ci fidiamo chiaramente della scelta da parte delle duo agrigentino in questo caso, perché
signora Marta Di Franco è di Palermo ed è però dall'altra parte. Vediamo infatti qui vicino a noi la linea di centrocampo. Sarà quindi calcio d'angolo. Vediamo come sarà battuto. Traversone sul secondo palo De Luca, svetta più in alto di tutti, però è anche poco preciso. Poi Capozzucchi e Zummo con un piccolo abbraccio certificano quella che è una buona difesa, quella del Misilmeri. Dicevamo, insomma, nel frattempo che approfittiamo che c'è Basile giù, però c'è anche un cambio in realtà. Forse proprio per Basile, vediamo chi entrerà. Entra Ranghilla e Muzzo, che effettivamente è un titolarissimo per Mister Napoli. Infatti ci aveva un po' sorpreso questa scelta di non vederlo dal primo, però adesso torna in campo, lui che è stato veramente uno dei baluardi di tutte le guerre, le battaglie, insomma, in casa Don Carlo Misilmeri. Dicevamo come statistiche, come siamo arrivati tanti punti in casa, 19 dei 29 ottenuti da parte del Don Carlo Misilmeri proprio qui all'Aloisio per un rendimento ottimo tra le mura amiche. Bisogna ribattere però. Zummo fa cenno ai compagni di salire, infatti salgono tutti, Capozzucchi, Costantino e Muzzo, la triade difensiva. Lotta Manfred, poi Mazzeo, Erbini e adesso viene chiamato Giardina. Petrucci prova ad avanzare, il braccetto di destra, palla lunga, cercare la Torri, poi di testa c'è Costantino sempre molto utile, poi con il fisico romano, col mancino serve anche Gheie. Luca prova a lottare, non ci riesce però, sarà rimessa laterale comunque del Marsala con Pellegrino che allontana un po', rischiando forse qualcosina proprio sotto gli occhi, sotto lo sguardo del signor Narcisi che è molto vicino. Si sarà segnato la cosa probabilmente. Testa Costantino, cerca di far alzare anche il baricentro dei suoi compagni, poi palla nuovamente allontanata. Gheie finta, torna dietro il rilancio di Pellegrino che lotta, poi Cerniglia fa sportellate con Erbini. Adesso Capozzucchi ha lo spazio per poter puntare. Cerniglia, Costantino e Comuzzo, forse il primo pallone toccato per lui. Poi va giù, si continua l'incunearsi qui, ottimo da parte di Petrucci, sempre molto utile. Petrucci mette dentro De Luca il velo, palla che passa, l'ha passato soprattutto Muzzo, poi la mette giù, Ribaudo con una buona giocata, Longo salva tutto, adesso Romano si può partire con il mancino, cambia tutto dalle parti di Mendola ammonito, ricordiamo l'unico al momento del Misilmeri, poi il break da parte di Agolli, come sempre è molto fisico e fa vedere anche la sua tenuta, poi in spaccata, anzi in affondo, così schermitore Costantino che ancora una volta mette il piede. Poi il break offensivo ottimo da parte di Romano, per il tacco Manfred, allora il colpo per Cerniglia che mette dentro sul primo palo, allontana la difesa del Marsala, si è un po' salvata perché questa forse è l'azione più importante da parte del Don Carlo Misilmeri che dopo il tiro di Longo quasi il pallone finiva verso di noi, insomma. Nel frattempo Manfred pizzica un po' il compagno dicendo perché non tiri. Effettivamente non era una brutta idea quella di Manfred. Romano va giù, questa volta calcio di punizione.
frattempo Mister Napoli sta chiamando il direttore di gara, forse qualcosa che non gli è piaciuta. Capozzucchi, pressione, allontana Cerniglia come può verso Longo, che si fa però anticipare. Un primo tempo positivo per Longo, poi piano piano è un po' sceso nella sua prestazione ed è un peccato comunque. Gueye allarga bene verso Longo, adesso ci smentisce, palla in verticale, la difende qui molto bene Manfred, di ritorno sempre per Longo, che viene accompagnato fuori, chiedeva una deviazione, si protesta tanto, però noi non l'abbiamo notato effettivamente da qui. Quando siamo al minuto 54, anzi 55 di gioco, 1-0 il risultato. Mangiaracina nel frattempo si muove tanto in attacco, però non viene servito. Questa Capozzucchi, poi l'anticipo di pedalino. Avanza Mazzeo, cerca uno spiraglio, poi trova adesso il modo di servire De Luca, però c'è un anticipo netto da parte di Capozzucchi che riesce comunque a servire Longo con un po' di difficoltà, poi Cosentino anche qui sempre un po' a mettere in difficoltà i compagni, non benissimo qui il Don Carlo Misimeri nel modo di uscire con il pallone tra i piedi, poi nel frattempo fa un gesto Capozzucchi a mimare quasi una spinta, a dire ho subito una spinta, ma il signor Narciso non ha fischiato, ha fatto continuare. Testa Manfred, poi con la schiena probabilmente, palla in avanti ancora una volta, testa Cosentino. Sa rimessa laterale, poi nel frattempo sentiamo ancora la voce di Zoom che come sempre si fa sentire dei suoi compagni, non è molto contento Zoom, poi sì, utilizzare un eufemismo, non è molto contento, forse qualcosa non gli sta piacendo al portiere, dice sei in avanti, però in questo caso non abbiamo capito a chi fosse rivolto il consiglio di Zoom. Capozzucchi, poi Erbini, dopo anche il raddoppio di Ribaudo che si era fatto saltare in maniera piuttosto netta dal centrale numero 5 del Misilmeri, Mangiaracina, recupera il pallone, la mette giù De Luca, fa un buon lavoro con la suola quasi da pivot di calcio a 5. Ribaudo ancora Erbini, Erbini ancora una volta, poi sentiamo anche la voce di Giardina che dice senza forzare i compagni vuole attendere che il Misimeri conceda il fianco, ancora una volta per citare un termine schermistico. Poi palla accompagnata fuori, buon lavoro da parte di Muzzo che ricordiamo è entrato nel corso del secondo tempo dopo qualche minuto in quello che è stato il primo cambio del Misimeri, ma non il primo cambio della partita in assoluto, perché c'è stato l'ingresso da parte di Erbini al posto di Martorana, insomma ha iniziato la sua partita. Si rischia un po' in fase di impostazione per il Misilmeri. Nel frattempo il sole continua quasi ad aumentare, addirittura anziché smettere. Palla sulla velocità di Longo che la tiene in campo ma solo per qualche istante, poi va giù, forse un colpo ricevuto. Buon lavoro da parte della difesa marsalese con questa corsa di Erbini che sicuramente è entrato bene in partita, lo sta dimostrando. Mazzeo, dalle parti di Ribaudo, scambiano i due, palla ancora sulla velocità per Erbini, non c'è nulla però da fare perché la palla termina fuori, poi Capozzucchi e Cosentino si chiariscono, dicono ok, si erano un po' intesi dopo questa chiusura, infatti sia Cosentino in realtà che Capozzucchi erano andati un po' a chiudere Erbini, che è un giocatore comunque pericoloso, però insomma in questo caso sembrava abbastanza in vantaggio il 5 con Cosentino ha voluto dare un raddoppio, però forse non serviva. Capozzucchi salta qui Mazzeo,
poi Cerniglia, però c'è un'irregolarità, forse un tocco con la mano, poi giallo per Capitan Cerniglia, che non è molto d'accordo, dice vero dici, ho sentito poi il virgolettato. Poi Longo sta rientrando in campo, piuttosto dolorante però il 18 con Manfred che gli dice se non te la senti più chiedi il cambio. Insomma, anche qui l'esperienza di Manfred al giovane, dire non stringere i denti inutilmente, chiami piuttosto il cambio. Palla lunga, Longo fa una buona chiusura, però sembra un po' dolorante, però non si sta riscaldando nessuno in maniera diciamo prepotente per il Misilmeri. Tanti giocatori, vediamo sicuramente Aiello perché è il più alto di tutti, però non nel ruolo di Longo sicuramente. Aiello è un centrale, in caso chi potrà entrare dalla panchina, tanti giovani comunque presenti. Calcio d'angolo sul primo palo, allontana come può Manfred, che poi vuole anche una deviazione. De Luca, Mazzeo libera Erbini, palla in campo, Erbini ancora, Mazzeo traversone con il mancino, allontana Cerniglia, monito poco fa. Poi Manfred con la ruletta, grande giocata ma perde il pallone sul raddoppio anche di Angileri, poi palla lunga e Zummo esce sempre attentissimo con le mani. Cerniglia, mi sbaglia Longo che va giù e adesso è anche un po' pizziato dai compagni. Si continua a ribaudo dall'altra parte, Muzzo fa scorrere molto, bravo Muzzo. Gheie mette giù con la coscia, si autolancia, poi spazzato il pallone da parte di Petrucci che nel modo di allontanarlo prende anche la propria panchina, nessuno fortunatamente però. Romano un po' in ombra in realtà il play in maglia 4. Longo fermato qui in questo caso dalla buona chiusura da parte di Erbini, che dicevamo è entrato al primo tempo per Martorana, un primo tempo timido, però in realtà ha giocato pochissimo, praticamente 4 minuti, non di più. Secondo me invece in cui è forse uno dei migliori, sicuramente per intensità e voglia di farsi vedere, perché sembra averne veramente tanta. Palla che passa con Mangiaracina, poi Erbini, Giardina cambia verso Petrucci, lui che ha fatto ammonire Mendola nel corso della seconda frazione. De Luca si gira ma non basta per ricevere ancora il pallone dalle parti dell'alto di destra. Nel frattempo lanciano di Mendola a cercare Manfred, buono qui l'aggancio, Manfred viene fermato sul più bello, ma che aggancio aveva fatto qui Vincenzo Manfred. Rilancio lungo anche da parte del Marsala a cercare l'aggancio di Agolli, che nel primo tempo è stato probabilmente il migliore dei suoi, anche ha avuto l'occasione più importante dopo essere andato in gol col Casteldaccio. Ha avuto il tentativo, un diagonale non vincente però questo pomeriggio. Nel frattempo Erbini, buona giocata, lascia lì a Mangiaracina, Angileri, Agolli, vediamo se crossa, cerca invece un passaggio, si va sulla destra, finta e controfinta, ancora Agolli, mette dentro, palla che passa, Angileri e Zummo, attentissimo come sempre. Nel frattempo sentiamo anche Furnari dire a Ribaudo di prendere qualcuno in marcatura, vediamo, al momento Ribaudo non sta marcando nessuno, però guarda Longo, quindi forse era sul sull'esterno destro da marcare. Capozzucchi,
Buona incursione, si appoggia Romano. Mendola non aggancia bene ma lascia scorrere lì il pallone sulla sinistra con Pellegrino. Mendola ancora lotta, c'è Angileri, la tira in campo molto bene qui e poi si riparte con Pedalino che va giù, scontro con Romano, c'è anche fallo però. Forse qualche dubbio in realtà qui perché Romano dato con il fisico è vero, però insomma non sembrava un intervento irregolare. Ci fidiamo della decisione chiaramente del signor Narcisi che ne sa più di noi in termini di regolamento. Lancio lungo, la tira in campo ma non riesce a mangiare a Cina perché chiuso dal fisico di Cosentino che dicevamo lo aspettavo forse un po' più nel duello con De Luca, ma invece si stacca tanto Cosentino. Adesso su De Luca un po' battaglia un po' di più Muzzo. Nel frattempo il bel gesto di Gheglie che dice a Longo ti voglio spronare, se ti dico qualcosa è per questo. Forse ha detto qualcosa Gheglie proprio al giovane compagno e ora infatti ha detto se dico questo è perché ti voglio spronare, dunque comunque crede tanto nel compagno. Questo è sicuramente un atteggiamento importante, a parte che Gheglie adesso chiama il pallone direttamente da Zommo perché l'ha chiamato per nome Alessio, quindi a dire quasi vai su di me perché la tengo la palla, vediamo. La tiene però Manfre molto bene, si gira Manfre, grande lavoro in verticale, cercare proprio il compagno, palla poi allontanata in rimessa laterale. Nel frattempo nessun cambio ancora deciso, si continua con gli stessi 22, non che hanno iniziato perché due cambi ci sono chiaramente stati, uno per parte, però al momento si resiste con gli stessi giocatori dal 47esimo in poi, dopo che è stato appunto il cambio in casa Misilmeri. De Luca cerca la velocità ma viene fermato molto bene qui da Muzzo che esce palla al piede verso Pellegrino, cambio di gioco, cercare Manfred, palla che non passa, palla lontana come può Ribaudo. Adesso il pallone viene gestito da Romano, sempre molto tecnico Romano, che giocata, vediamo se calcia! E qui forse la tocca Furnari, non la tocca, però insomma Romano fa una giocata da categoria superiore, potremmo dire anche professionistica, perché no? Al minuto 67 una ghiotta occasione con Romano che se l'è costruita da solo, prima un bellissimo dribbling ad uscire dalla marcatura e poi questo mancino che è uscito veramente di poco, un soffio. Palla lunga, il sole purtroppo non ci aiuta ancora. Sarà calcio d'angolo però. Insomma, noi chiaramente vi chiediamo scusa per non avere delle, diciamo, immagini chiarissime. Purtroppo con il sole si può fare veramente molto poco, nonostante qui siamo con un ombrello a cercare di limitare il possibile, però non è facile. Stiamo cercando di fare il massimo. Intanto va giù ed è giallo forse per Erbini. No, Erbini da questa parte. Adesso cerchiamo di dare conferma di chi è stato l'ammonito sotto gli occhi proprio di Mister Napoli. Addirittura c'è chi chiedeva un cartellino rosso. Longo recupera il pallone solo per qualche istante. Erbini, Giardina, Pedalino, buona gara anche per lui. Giardina poi centrale da Ribaudo, Pedalino va giù, scontro con Mendola che anche già ammonito. Chiaramente non c'erano gli estremi per un altro giallo, in questo caso era un intervento di gioco, sì, irregolare, però insomma, non è sicuramente da sanzionare con il cartellino giallo, quindi una espulsione in questo caso. Erbini sbaglia il tocco, forse un po' troppo morbido, riesce comunque a servire il compagno e poi
non si intende con Pedalino che dice muoviti, vai sulla fascia sinistra perché la palla comunque ti arriva. Adesso Andrea Capozzucchi con le mani. Minuto 69, mancano 20 minuti, poi qualcosa chiaramente da recuperare. Ribaudo, si fa un po' passare dal pallone, Romano va giù, si continua, buon lavoro di Angileri, palla in verticale, la stoppa De Luca, vediamo se calcia qui Capozzucchi, fa vedere il fisico e c'è fallo anche di De Luca perché tocca con le mani, aveva cercato, poi Narcisi va a allontanare un po' i due. Qui il lavoro di Capozzucchi è stato eccezionale perché non ha fatto girare De Luca che cercava questa punizione, perché sa, un giocatore esperto come De Luca, che queste partite si possono sbloccare e si possono anche riprendere grazie a questi calci piazzati che potrebbero essere veramente tanto tanto velenosi. Ci ha provato, però non ci è riuscito. Entra Zummo. Sto sguardo poi Pellegrino molto duro ma sul pallone, infatti sarà rimessa laterale per il Don Carlo Misilmeri che continua ad attaccare sotto anche le voci del pubblico. Dovrebbe essere pubblico ospite però non siamo sicuri al 100% ma dovrebbe. Nel frattempo pronto un cambio in casa Marsala. Vediamo chi è entrato. 5 Magni è entrato in difesa. Sa rimessa laterale con Pellegrino che guarda i compagni, un po' anche spazientito, a dire perché non vi muovete meglio, testa la spizza, poi allontanato, poi Romano al volo e ci ha preso gusto, si guadagna anche una porzione di applausi, non tantissimi applausi però, insomma, qualcuno è arrivato che ha un po' lodato quella che è stata la sua giocata. A tempo Giardina si è schierato a centrocampo. Erbini, il dribbling, palla che passa, Mazzeo allontanato, sponda di Mangiaracina un po' come può, poi il break e il buon lavoro da parte di Mendola che porta lontano e via questa palla ma sbaglia il passaggio. 5 Mani, poi mette una pezza un po' come può. Agolli viene fermato, sta faticando tanto adesso il 7, buonissimo primo tempo, secondo forse non molto all'altezza, complice anche un po' la stanchezza, complice però ricordiamo il Marsala è sceso in campo in settimana contro il Casteldaccia vincendo tra l'altro, giocando altri 90 minuti era il recupero. Manfred, c'è Gaye che scappa, lo serve adesso sulla velocità, è molto rapido, Gaye se rientra, finta, Gaye va dietro per Romano che guarda la porta, ci prova ancora Romano, Ribaudo ribatte. E Romano, l'abbiamo detto, ci ha preso un po' di gusto nel frattempo a cercare questo tipo di conclusione. Sarà quindi rimessa laterale con Pellegrino, una ghiotta occasione ancora per Don Carlo Misilmeri che nel secondo tempo ne ha avuti di più rispetto al Marsala, rispetto soprattutto al primo tempo in cui a parte il gol non ha attaccato tantissimo in realtà, un tiro di Longo terminato fuori, poi poco più. Rimessa alle mani, prova ad allungare il campo Manfred, non passa, spazza il Marsala come può, poi scontro con De Luca che ancora una volta vuole un calcio di punizione ma non viene sanzionato. Capozzucchi, Cerniglia, Romano chiama il pallone ma si va indietro ancora, in questo caso Damuzzo, poi scambiano i due, Mendola viene fermato, va giù, c'è forse regola del vantaggio, infatti fa continuare il direttore di gara con il pallone però fuori. Vediamo se c'è qualche cambio perché si sta un po' velocizzando sulla panchina
del Don Carlo Misilmeri, ma al momento nulla, non vuole cambiare niente mister Napoli, ha fatto solo un cambio, dicevamo Muzzo, posto del giovane Basile. Buona gara però. E ancora approfittiamo per chiedere scusa per le immagini non molto chiare, ma il sole è veramente una brutta bestia da sconfiggere. Nel frattempo c'è un fallo su Mendola. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio con un ombrello, ma purtroppo non è molto facile. Il calcio di punizione, nel frattempo De Luca dice qualcosa, forse a Zummo. Battuta lunga. Poi non va bene qui il gancio di Manfred. Giardina, rilancio lungo, testa lontana come può Muzzo, Padre sempre lì per la tecnica ancora, vi è servito Mazzeo che guarda forse la porta, poi riesce a scambiare con Erbini, sceglie il destro all'interno, Erbini, anche lui si appoggia, non calcia nessuno, Angileri alza il pallone, Zummo blocca. Minuto 76 di gioco, non manca molto, mancano 14, più chiaramente il recupero. Vediamo se da qua al 90esimo riusciremo un po' a vedere anche meglio quella porzione di campo. Il sole sta scendendo. Gheghier non va incontro bene al pallone, poi testa di Cosentino. Poi con forza qui Pietrucci, che è sicuramente uno dei migliori in campo questo pomeriggio. Sarà rimessa con le mani. Si allunga il pallone, forse un po' troppo Cerniglia. Buon lavoro da parte invece di Mazzeo, e adesso si serve il Ribaudo che va in avanti, ha lo spazio per poter creare un'occasione. Mazzeo la raggiunge, vediamo se crossa, lo fa adesso, secondo palo De Luca, palla fuori, si era inserito con i tempi giusti Agostino De Luca, e lì questi palloni lui li attacca tanto, li attacca anche molto bene. Poi sentiamo anche la voce di Cosentino a dire di più, cercare di non addormentarsi un po' in queste situazioni, perché c'è stato anche uno scivolone in realtà. Poi calcio di punizione, fallo di Mazzeo su Manfred che aveva chiamato a gran voce. Cerniglia sta sistemando il pallone ma lo lascia a Capozzucchi. Poi traversone dentro, palla che passa Gheghier, però c'è una bandierina alzata ed è fuori gioco, anche se c'è uno scontro tra Erbini e Gheghier. Anche Zummo parla ancora col direttore di gara, dice che dobbiamo fare, forse non c'è qualcosa che non sta funzionando. Mazzeo, c'è largo 5 mani, ma non viene servito perché si torna ancora da Mazzeo che in questo momento si è alzato tanto nella seconda frazione. Poi calcio di punizione, questa volta fischia il direttore Narcisi con Mangiaracini che se l'è procurato. Vediamo chi andrà a battere, perché da qua adesso sarà interessante capire chi potrà battere. Ci aspettiamo forse una battuta diretta, però vediamo se effettivamente sarà così.
Sono diversi uomini in barriera al momento. C'è Giardina, ma Mangiaracina sembra quello più interessato a voler calciare, perché da qui forse non si vede benissimo e noi veramente lo capiamo, però sta guardando tanto la porta. Vediamo. Adesso si allontana, no, andrà Giardina, andrà il capitano. Poi dice, qualcuno in barriera dice si è avanzato il pallone, però andrà Giardina, però c'è ancora tante proteste, ci sono. Poi Giardina ancora una volta sistema il pallone, forse lo avvicina, però insomma avvicinarlo quando la barriera è con la distanza insomma non è poi sempre una buonissima idea, però. Arriva il fischio, andrà Giardina, passi e calcia verso la porta e non sbaglia Giardina, uno specialista, ed esulta con un'esultanza, fa vedere forse il tatuaggio, no, fa vedere la fascia da capitano, ed è pareggio Marsala sul calcio di punizione con Giardina che forse a sistemare il pallone ha fatto benissimo. Esulta davanti alla telecamera della TV locale di Marsala e fa il gol dell'1-1. Ed è un gol importantissimo perché fa l'1-1 all'81esimo. Insomma, adesso per il Misilmeri non si mette benissimo perché stava effettivamente giocando. Non ha fatto un buon primo tempo il Misilmeri, però il secondo tempo, secondo me, almeno forse ha giocato anche un po' meglio. Sicuramente rispetto al primo tempo, sicuramente. Però non è bastato. Con il Marsala in gol in questo calcio piazzato, lo dicevamo, De Luca si stava cercando tante punizioni così e lo sapeva che effettivamente da lì un compagno come Giardina può segnare. Nel frattempo il sole sta quasi per scomparire, forse per gli ultimi minuti riusciremo a dare delle immagini ottimali. Questo è un po' quello che noi ci auguriamo, perché sta per scomparire, potremmo anche dire finalmente. Vai Simone, vai. Andrà Mazzeo a battere, facendo i compagni di alzarsi, di alzare il baricentro, di dire andate avanti, io getto il pallone lì, voi però dovete approfittarne con le seconde palle, quelle che mister Napoli cura tanto. Adesso infatti le immagini sono sicuramente migliori, non perfette ancora, ma forse qualche istante dobbiamo aspettare per approfittarne. Andrà Mazzeo, palla lunga, lottano, sbracciano, ma la meglio Capozzucchi, poi la tocca a Longo, palla a centrocampo, Manfreva incontro, fa salire i compagni ma non riesce perché c'è un grande lavoro qui da parte di Petrucci che ne esce con una grande giocata, poi in verticale si appoggia da Mangiaracina che vuole il mancino, apre anche lui, sulla fascia sta che Cerbini, traversone che arriva adesso De Luca di testa e non impatta al meglio. Questo è un errore da parte dell'attaccante, dell'esperto centravanti del Marsala, che da lì doveva fare sicuramente di più. Nel frattempo siamo al minuto 83, mancano 7 più recupero, credo che qualcosina in più si giocherà, perché della punizione sono stati persi almeno 2-3 minuti. Cerniglia, Romano allarga il gioco sulla sinistra, sa che c'è Mendola, adesso Pellegrino ha tutto lo spiraglio per crossare in mezzo, c'è forse una deviazione, vediamo, no, rimessa dal fondo. Nel tempo pronto un cambio per Don Carlo Misilmeri, vediamo chi farà il suo ingresso ma soprattutto chi uscirà. Esce Longo, fuori un under, per un under, adesso però vediamo chi entrerà. Forse Messina, un po' lontano per capire.
fortunatamente è vicino alla nostra postazione, stiamo seguendo nel frattempo Longo che lascia il campo, e sì, è proprio Messina che con la numero 13 si posiziona come esterno destro. Nel frattempo vediamo qualche crampi per ora dovrebbe essere 5 mani, però anzi no, non è 5 mani. Ma è Petrucci che ha fatto veramente una partita super, e chissà che possa essere anche uno dei migliori in campo in questa partita. Andrà in rimessa dal fondo Marsala con Furnari, cerca un rilancio lungo, tocca De Luca, però lo tocca soprattutto in rimessa laterale davanti proprio alla panchina del Misilmeri, che appunto ha operato un cambio in qualche minuto fa, anzi qualche secondo fa. Gaye si cerca la velocità, poi allontana invece come poi 5 mani, con il pallone che viene praticamente fuori dal campo, fuori anche dallo stadio. Minuto 85 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 1-1 il gol nei primi minuti di Gaye, poi il pareggio su calcio di punizione con la grande botta di Giardina, molto precisa, palla lunga, va giù Giardina, si continua però, il pallone allontanato ancora una volta tra Messina, però è giù il capitano del Marsala, che oggi potrebbe anche accontentarsi, diciamo tra virgolette, di un pareggio. Non è accontentarsi, chiaramente sarebbe un grande risultato, perché la classifica al momento vede appunto il Misilmeri a quota 29 punti, se andrebbe a 30 chiaramente, invece il Marsala da 28 andrebbe a 29, non si muove tantissimo la classifica, però insomma non perdere uno scontro diretto con una formazione forte come il Don Carlo Misilmeri potrebbe essere anche un qualcosa che mister Brucleri potrebbe anche dire perché no. Da Capozocchi, che è costretto anche a indietro già di qualche metro. Gaye prova a crossare, decisamente una scelta non felicissima da parte del Misilmeri, qui ha un po' sprecato, possiamo dire, perché Capozocchi poteva sicuramente servire qualche altro compagno, invece si è incaponito un po' con Gaye, che però non ha crossato bene, insomma non ha nemmeno presa bene, ma complice anche la chiusura da parte della difesa con Mazzeo, che infatti si è preso anche i complimenti da parte dei propri compagni. Palla lunga per Erbini di testa su Messina, molto bene qui il contrasto, poi lottano ancora con De Luca, lascia salire i suoi Giardina, ormai dicevamo che è passato nel ruolo di centrocampista centrale ormai da diversi minuti. Poi forse una pedata da parte di 5 mani, infatti sarà calcio di punizione con il Romano che andrà a battere, però c'è spazio per un cambio, perché esce il Romano con la 4 e invece con la numero 15 Vito Salvasardo, lui che è uno degli acquisti del mercato invernale, arrivato dalle Marineo, un centrocampista tutto tondo che può giocare praticamente in tutti i ruoli. Al Marineo diciamo, è stato commentato tante volte, un giocatore che parte come trequartista, sicuramente doti offensive, però anche un po' dietro si fa sentire, perché accorcia tanto, aiuta anche nella manovra. Nel frattempo Messina di petto non vuole fare girare il suo avversario, ma alla fine lo fa. Erbini fa scorrere sulla velocità, mangia la cinna, e lo stesso Messina rientra molto bene. Rimessa Misilmeri, vediamo, no, rimessa Marsala. Andrà Mazzeo, battuta di testa lunga De Luca, poi Ribaudo, Angileri, buona gara comunque del 14 oggi, sempre molto cercato, poi palla subito a cercare anche De Luca che lotta, ma adesso è giù, forse crampi, dice De Luca non ce la faccio più, devo uscire, è venuto 89, forse un cambio con Cerniglia che dice forse di velocizzare, però
insomma, crampi anche per l'attaccante, che allora ha fatto una buona partita, sicuramente molto attento nel fare sponde, sempre pronto a lottare, però dal punto di vista poi della finalizzazione un po' qualcosina De Luca poteva fare in più, di più, soprattutto sapendo poi il suo curriculum anche in zona gol, che sappiamo essere un attaccante da tanti gol, forse qualche anno fa un po' di più, però insomma rimane sempre un pericolo per tutte le difese. Nel frattempo ha fatto un cambio per il Marsala proprio forse per De Luca, che rimane attualmente fuori. Rientra adesso Ghidi di testa con 5 mani, scatta poi Manfred che la vuole tenere lì. Buon lavoro Manfred, nasconde ancora il pallone in questa giocata di Suola, non è la prima volta che la procede. Poi Cerniglia si va dalle parti di Pellegrino, che può anche crossare, lo fa adesso, poi palla che scappa dalle mani di Fornari e viene difeso dai compagni. E qui Marsala ha rischiato veramente tanto, perché non è stata un'azione pulitissima, il cross non era nemmeno irresistibile, però va messo comunque in difficoltà il portiere. E adesso siamo al minuto 90 e sono 4 minuti di recupero, forse ce ne aspettavamo qualcuno in più, però ci sono stati pochi cambi, quindi forse in realtà anche giusto. Zummo, vediamo se c'è spazio ancora per creare occasioni sia da una parte che dall'altra. Sicuramente Misilmeri è quella che cercherà di più di assediare la squadra avversaria. Chiude qui Petrucci molto bene ancora una volta. Poi Angileri, forse Mendola ha commesso fallo, però si continua. Manfred si intestardisce Manfred, poi commette anche fallo su Giardina, che si mette davanti e sa bene che lì prendere un calcio di punizione al minuto 91 significa guadagnare almeno 30 secondi, e forse è quello che sta cercando proprio il capitano del Marsala. Nel frattempo dovrebbe esserci il cambio, vediamo. No, ancora no. Rimane in campo quindi De Luca, poi Erbini, la cross ancora, De Luca arriva, anzi Mangiaracina. Si sono scontrati bene due calciatori, in questo caso Muzzo e Cosentino, con Cosentino che infatti si lamenta un po' e dice che però è stato Mangiaracina a toccarla per ultimo. Infatti indica proprio l'attaccante quasi a dire diglielo tu all'arbitro, però insomma Mangiaracina non dice nulla. Poi noi qui non siamo riusciti a capire effettivamente chi abbia toccato per ultimo o meno. Fatto sta che la palla stava quasi per entrare in porta, perché è veramente uscita di pochissimo. C'è stata una deviazione, forse di Costantino, forse di Muzzo, non abbiamo capito bene, però una deviazione comunque c'è stata. E quindi calcio d'angolo, minuto 92, si guadagnano ancora tanti secondi. Poi Pellegrino qui gira dentro l'area di rigore, e poi forse arriva anche un giallo, effettivamente è corretto. Infatti arriva il giallo per Giardina, perdita di tempo, va in mezzo, di testa lontana come può Manfred, poi Gheie la tiene lì e fa correre Cerniglia, che ancora benzina nel serbatoio per il contropiede. Aggancio non è dei più felici, poi viene fermato da un ottimo ancora Erbini in fase difensiva. È entrato veramente tanto bene oggi il giovane esterno. Poi Mangiaracina con le leve, qui prova a portare lontano il pallone, non ci è riuscito al meglio. Poco servito però Sannasardo, è entrato veramente da pochi istanti, insomma non è riuscito a fare il massimo qui. Minuto 93, gli ultimi 60 secondi di gioco, vediamo se ci sarà qualcosina da recuperare. Crediamo di sì, perché un po' di tempo si è perso. Scivola nel frattempo Costantino, si è rialzato adesso, va dentro l'area di rigore, sarà una rimessa laterale, ma verrà battuta come un calcio d'angolo da Pellegrino, che va lungo con le mani di testa, saltano e poi Fornari blocca, va giù, chiude tutto e adesso forse anche titoli di coda, vediamo. Si protesta tanto per il Misilmeri perché si chiedeva un calcio di rigore. Effettivamente tanti dubbi ci sono stati in quell'occasione, però come diciamo anche prima bisognerà tornare a guardare le immagini, perché insomma da qui non si è capito molto bene dal live. Poi chi chiaramente a casa può
dirci anche la sua. Mancano 5 secondi, ma forse l'impressione che qualcosa in più si giocherà. Palla lunga, Manfredi Testa cerca di saltare ma non ci arriva però Gueye che la tiene in campo con una grande corsa. Sicuramente tanto cuore per Gueye che cerca le traversone, ma il pallone è già uscito in rimessa laterale e poi forse con questa azione leviamo il forse e finisce anche il match. Dunque 1-1 la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Marsala, tra le proteste un po' del pubblico di casa che voleva probabilmente qualche altro secondo per giocare questo match. Un pareggio con questo risultato di 1-1 in vantaggio di Gheia nei primissimi istanti della partita, poi negli ultimi invece istanti sempre della partita il pareggio di Giardina su calcio di punizione molto molto preciso, sul solito grande lavoro da parte degli attaccanti Mangiaracina e De Luca, che sono stati sempre tanto utili in quel tipo di gioco. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.